Professor Bertolissi, allora, fuori dai denti, da quello che abbiamo sentito questa sera, esiste questa friulanità fuori da internet? Sì, ma certo, io almeno parlo in prima persona perché sono friulano, parlo il friulano, direi che ragiono anche in friulano, anche se sono lontano dal Friuli, si fa per dire, vivo a Padova dal 1968. È un'impostazione di base e guardi che di recente ho sentito anzi ho letto una splendida intervista rilasciata al Corriere della Sera da Loretta Cuccarini, la quale diceva di aver vissuto gli anni della sua adolescenza a Udine. È lì che si è formata al rigore anche morale e questo spiega il perché della sua vita e dei suoi successi e dei suoi non fallimenti familiari. Senta, per quanto riguarda i giovani invece come coinvolgerli, no? Perché alla fine si parla, ma i giovani bisogna coinvolgerli, no? Prima o poi il cambio generazionale deve arrivare. Sì, i giovani sono quello che sono perché posso dire non li ho voluti, ma li abbiamo voluti così. Naturalmente iperprotetti, sono stati trasformati da quelli che una volta erano gagliardi gatti selvatici in gatti di appartamento. Bisogna riaddestrarli alla vita. Oggi forse molti di loro hanno paura di un topolino, ecco, bisogna spiegare loro che la vita è qualcosa d'altro, di diverso e soprattutto che le istituzioni sono corpi sociali di cui ciascuno di noi fa parte, loro stessi compresi. Senta, con un Veneto e Lombardia autonoma, no? C'è il rischio che il Friuli faccia la fine della noce, nel senso che i due schiaccianoci si chiudono e noi siamo in mezzo? No, penso di no, perché mi sono occupato proprio delle vicende del Veneto che hanno portato poi al referendum del 22 di ottobre e posso dire che nel dibattito e nella prospettiva della regione Veneto Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige entrano in gioco come termini di riferimento per dire che c'è la necessità di creare un riequilibrio delle cose nell'ambito della finanza territoriale. Questo non significa che il Friuli e il Trentino Alto Adige sono, per così dire, regioni nemiche. Questo è un discorso privo di significato.